Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale. E cerca di sfilare Vandalo Joe su Stargriff Italia, che rientra però. Numero 5, Tanto la Tarantella squalifica per Ferm, Tarantella Ferma, insiste squalificato. Vandalo Joe e va a condurre nei confronti di Stargriff Italia, mentre velocissimo Zecchino d'Oro FKS si proietta su Vandalo Joe, attacca dopo 200 metri, ma Vandalo Joe dice di no e Zecchino deve accodarsi in seconda posizione, lo fa dopo 300 metri particolarmente svelti. Intanto arriva anche Vanity Bar e va nuovamente su Vandalo Joe, 400 metri in 29 spaccato, con Vanity Bar che va all'attacco a sua volta di Vandalo Joe, ma Vandalo Joe e Francesco Facci intendono correre al comando, e così dopo 600 metri anche Vanity Bar deve adeguarsi in schiena. Vandalo Joe al comando, 600 in 43,7, andatura sostenutissima considerata la partenza con i nastri. Vediamo intanto al largo, accenna a muovere Voyager Griff, arriva anche Virtuale che lo sopravanza dopo 800 metri e prova a portarsi sui primi. Intanto è sempre in coda Sharon Gar, preceduta da Unic Rec. 59,8 il passaggio agli 800, si avvicina il chilometro che Vandalo Joe percorre in 1:15,8. Seconda posizione per Vanity Bar, poi Zecchino d'Oro FKS, ancora Stargriff Italia, più indietro Zaro P, questi tutti alla corda, mentre all'esterno per il momento non riesce a farsi luce Virtuale, e ancora in coda è Sharon Gar. Tanto metà gara superata in 1:31,2. Cavalli che per il momento mantengono invariato lo schieramento e sempre in vantaggio Vandalo Joe su Vanity Bar, Zecchino d'Oro FKS, Stargriff Italia lungo la corda. All'esterno nessuno per il momento si fa luce. A questo punto è Virtuale che va all'attacco di Vandalo Joe per anticipare la progressione di Top Gun America, corsa che entra nel vivo a un giro dalla conclusione. Attacco deciso di Virtuale che va su Vandalo che si difende ancora. Lungo la corda c'è Vanity Bar, mentre in terza ruota è costretto Top Gun America per l'inserimento di Voyager Griff. 600 alla conclusione. Nelle posizioni di coda ancora Unic Rec e Sharon Gar. Siamo a 500 dal palo con Virtuale che va sul leader Vandalo Joe, lo impegna nuovamente a 400 dalla conclusione. I due alle prese con lo scatto intanto di Unic Rec, poi Sharon Gar che però è in quarta ruota. Metà della curva conclusiva, Vandalo Joe in vantaggio, anche Zecchino d'Oro FKS guadagna terreno lungo la corda ed è in seconda posizione. Poi a centropista Sharon Gar, lanciata al ciglio estremo, retta d'arrivo con Vandalo in vantaggio. L'attacco di Zecchino d'Oro FKS, Vandalo Joe però vende cara la pelle ed è Vandalo Joe che vince in percorso di testa. Secondo posto per Zecchino d'Oro FKS, al terzo è Voyager Griff. Francesco Facci viene a vincere questo primo Gran Premio stagionale all'Ippodromo Arcoveggio, il Gran Premio della Vittoria, che ancora una volta si conferma corsa stregata per i favoriti. Vandalo Joe a quota di 14,41 viene a vincere, ma ci credeva Francesco Facci, ha guidato in testa, ha respinto i due attacchi iniziali e nel finale conclude con una lunghezza e mezza, quasi 2 di margine su Zecchino d'Oro FKS. Al terzo posto chiude Voyager Griff davanti a Virtuale. Nulla da fare per l'attesa Sharon Gar, che ha dovuto sobbarcarsi una quinta ruota addirittura sull'ultima curva e non è riuscita ad agganciare i primi. Vandalo Joe dunque, Francesco Facci vince il Gran Premio della Vittoria 2020 e ora all'intervista con il protagonista.